tutto pronto al Palastadio per il match tra Atletico Conegliano e C5 Valdagno. Il Valdagno che oggi viene qui a Conegliano per vincere e solo vincere. Verrà con il coltello tra i denti per conquistarsi un posto ai play-out per mantenere saldo la sua posizione in Serie C1 anche per l'anno prossimo. Qui con voi Andrea Madero e Alessio Morettino. Atletico Conegliano che inizia con Finato, Imamovic, Ziberi e Favaro, e ormai una presenza salda, quella di Celotto in porta. Inizia il match, Finato carica su Imamovic, adesso parte il contropiede con Finato che viene travolto, poi recupera palla Pire, palla al centro per Sbicego e para Celotto. Imamovic finisce palla con la suola e fa stare il pallone tra le gambe. Pire adesso Sbicego para, pronto Celotto. Sembra che manchino proprio le motivazioni a questo Conegliano, che ormai da qualche giornata ha visto sfumare quello che era uno forse l'obiettivo principale. Parte in contropiede, Suda si fa ipnotizzare da Celotto. Ziberi, De Piccoli, ancora Carbuccio. Carbuccio si gira, può provare il destro, paratone poi Ziberi ad un passo, Calaventa in destra in porta ed è 1-0 per il Conegliano. Bellissima iniziativa del numero 11 di Carbuccio. Ranieri, detto anche la Puglia, un giocatore che ha un passato in questo sport magnifico, ha giocato grandi campi internazionali italiani, adesso è arrivato in queste ultime partite dalla panchina. Fasanella prova all'esterno, palla che sfiora il palo, adesso prova il lancio lungo per Ongaro, si interviene la prima volta ma rinviene Favaro. Fasanella, Finato, destro, 2-0 per il Conegliano, una perla del capitano, segna Finato per il 2-0. Tire, prova Petrovic, adesso parte il contropiede a Raz, la tocca per Pire, chiuso da Favaro che si lancia il contropiede. Favaro prova il destro, che gol ha fatto il numero 8, si inventa dal nulla il 3-0. In quella persa non è abituato forse in quella posizione, lo stop non è di migliore. Soldà si gira e prova la punta, palla finisce a largo. Gennarelli, ancora Zanatonello, adesso il Valdagno va molto in difficoltà quando Ziberi para Menon. Favaro, De Piccoli per Ziberi, ancora De Piccoli, trova il palo, bellissimo destro in diagonale, adesso Finato, para ancora Menon che tiene vivo il Valdagno. Adesso viene aggiornato il risultato a Ranieri. Finato prova Ziberi, 4-0 per il Conegliano per il 5° gol del numero 10. Ranieri quasi chiuso da suo compagno e poi Ziberi consegna in porta, sale a 36 gol, fuori classe in varie numero 10. Gennarelli, anzi Suda trova il palo, poi Tire la sposta sul destro, entra sul mancino, poi Ziberi a spazio e trova il gol del 6-0, 4 gol per il numero 10 che adesso sale a quota 37 gol. Si sfida
del Palastadio e esperimento quinto uomo finito per il Valdagno con il torno in porta di Menon. Ci hanno provato ma hanno visto che è tutto troppo difficile con questo Conegliano. Adesso Soldà la tocca per Arraz che accorcia 6-1. Ziveri che vuole battere veloce, cerca Veseli che di destro non ribadisce rete, sistema la barriera a Menon. Imamovic destro respinto da Lucego, poi ancora Imamovic, Veseli, clima quasi balneare ormai tra le fila del Conegliano. Martini se ne va e vince il ripallo e c'è il 6-2 di Soldà che accorcia nuovamente le distanze per questi ultimi minuti, soprattutto per l'ingresso in campo di Suriani, il dato ormai idolo della folla. Ziberi prova Favaro, un gol meraviglioso, quello confezionato dall'asse Favaro-Ziberi. Ha sprecato un po' questo girone di ritorno, finisce la stagione del Conegliano, tra gli applausi del Palastadio. Finisce il match, vince il Conegliano per 7-2 e si conclude qui la stagione dell'Atletico Conegliano al terzo posto con la ciliegina sulla torta. Ziberi che vince la classifica marcatori, 37 gol. Qui con voi a commentare questa stagione ci sono stati Andrea Madero, Adesso Martini.